90 minuti per staccare il passo in direzione semifinale di Coppa Sicilia. Da una parte un risultato da difendere, dall'altra un'impresa da scrivere sul campo, l'ennesima della stagione. Amici di Localcio Plus, un saluto da Nicolò Cilluff e benvenuti al comunale di Petrosino in provincia di Trapani. Questo è Petrosino Aspra, ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia. Ma Palazzo! Pallone che sfiora il palo difeso da Rustico. Tanta confusione. Pallone scoperto per Palazzo che non riesce a calciare. Adesso sì, col destro mura in qualche modo il portiere. Poi Barbera la sblocca l'Aspra con il gol di Barbera. È 1-0. Volpe col mancino sventagliato a cercare la testa di Gio. Arriva Barbera che vuole tentare subito il bis. Palazzo col destro. La paratissima di Rustico. Troppo lungo ancora una volta il pallone. Marguglio fa buona guardia. Si prende un rischio. Il tentativo. Scambio di Impeduia con Tilotta che libera il sinistro. Giacalone. Rilancio lunghissimo a cercare la corsa di York che prende il tempo ad amico. York, è solo York, può puntare Cascione. York, paratissima di Cascione. Raccoglie l'Aspra con Immesi che pensa al lancio lungo, poi va corto da Gio. Si è allargato nel frattempo Audia sulla corsia di sinistra. Gio va da solo, dribbling, fermato, Volpe. Pensa al lancio lungo, va centrale di fatto, il pallone rimane lì. Barbera riesce a spingere in rete, no, per questione di centimetri. Volpe allarga per Marguglio che mette in mezzo. Palazzo di testa, non riesce a spingere in rete, davvero per pochissimo, verso la porta di Rustico che ha guardato e sperato, York, Impeduia, porta palla Impeduia, entra in area, chiusura di Gaio, non ha alcun dubbio il direttore di gare, decreta calcio di rigore per il Petrosino, cartellino giallo per Gaio. Fischia il direttore di gara, rincorsa lunga di Quinci, lunga e centrale, balzo di Cascione, Quinci, Cascione, parata del portiere dell'Aspra che tiene in vita la formazione di Correnti. Occasione fallita dal Petrosino e continua comunque a insistere. Arriva adesso il pareggio del Petrosino. Cascione che si è dovuta arrendere al numero 10 Impeduia. Immesi a tanto campo, preferisce far viaggiare il pallone per Barbera che non riesce a spizzare. Palazzo finta, rimane giù. Se verrà estratto meno, ecco qua. Arriva il rosso e dunque il Petrosino rimane in 10. Attenzione perché di testa Agate per poco non faceva un brutto autogol in area di rigore con l'esperienza di Lococo. Pallone messo in mezzo. Arriva il gol del vantaggio dell'Aspra grazie al colpo di testa di Gaio. Va Volpe col mancino sul secondo palo dove c'è Barbera di testa, parata, il pallone rimane lì e poi viene spazzato da Agate in qualche modo. Sbaglia il tocco Amato, regala il possesso al Petrosino con York che verticalizza per Impeduia che prende il tempo ad Amato. Impeduia contro Cascione, toccato da Amato, altro calcio di rigore per il Petrosino. Fischia l'arbitro, parte Cenciarelli contro Cascione. Cenciarelli, Cascione per questione davvero di poco. 2-2 e di fatto è un gol che pesa tantissimo per il Petrosino. Break del Petrosino. Finisce giù la spisa e calcio di punizione. Arriva anche il cartellino rosso per Immesi. Calcio d'angolo che non viene però sfruttato. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Il Petrosino approda in semifinale di Coppa Sicilia.